e anche sulla giustizia riparativa. Ecco, quindi è intervenuto, non so se l'avete sentito, questa riunione sarà registrata a favore di chi non ha potuto collegarsi e quindi io vado velocissimo. Questa è una riunione importante perché l'applicazione è di nuova istituzione, secondo perché tutti voi, leggendo i comunicati del mercoledì, potete pensare al lavoro immane che i nostri uffici stanno facendo ogni settimana per le variazioni. Noi non abbiamo, come altri comitati, mai addebitato un euro, diciamo, per queste richieste di variazione, anche se avevamo pensato di dire di lasciare un bonus, però non ci pare il caso. Però vogliamo sicuramente snellire la procedura. Qui è presente oggi anche Mola, che è un po' l'incaricato per le variazioni, e posso capire il suo interesse ad essere presente per capire come poter lavorare in una maniera. Avete visto che abbiamo istituito anche lo sportello fiscale, adesso prepareremo anche là delle FAQ, in parte abbiamo già risposto, mancano le risposte alle ultime richieste e quindi cerchiamo di andare verso questa direzione, ne avete bisogno, ne abbiamo bisogno anche noi. Vi invito all'ultima cosa, per ogni cosa, anche per i ricorsi, spessissimo ci chiamano, consultate il nostro sito che contiene tutte le informazioni utili. Mi sono dilungato anche troppo, buon lavoro, a dopo. Perfetto. Buongiorno a tutti, grazie al Presidente e grazie al Comitato regionale, insomma, che ci ha messo a disposizione questa finestra formativa. È una delle... Io sono Renato Picarazzi, Dipartimento Sistemi Informativi della Lega Nazionale Dilettanti di Roma. Questo percorso formativo che stiamo iniziando con i comitati regionali e anche con le società sportive ci consente di illustrarvi un po' le innovazioni tecnologiche che la Lega Nazionale Dilettanti ha iniziato a portare avanti per migliorare le attività e i processi di una infinita quantità e mole di dati che gestiamo per conto vostro, perché poi noi ricordiamo sempre che i dati che gestiamo sono i vostri e noi dobbiamo farlo con la massima sicurezza, visti i tempi informatici che ci si presentano, ma anche fornirvi un servizio e fare queste attività in maniera celere, che consentono a noi di lavorare in maniera sicura e tranquilla e poter avere il tempo per controllare i vostri dati. Abbiamo iniziato quindi un percorso che andrà avanti anche nelle prossime stagioni e che ci sta portando a un'evoluzione di quello che siete stati abituati a vedere ormai da diverse stagioni, che è il portale, chiamiamolo così, iscrizioni, perché poi nasce nei primi anni del 2010 proprio per effettuare le iscrizioni non più presso il comitato, ma per via telematica, che poi si è evoluto nel corso degli anni successivi anche per la parte del tesseramento. Ovviamente sono tecnologie che erano all'avanguardia nel 2010, nel 2015, ora non lo sono più, lo tocchiamo con mano tutti i giorni quando usiamo i nostri mezzi elettronici, smartphone, tablet, eccetera. Eravamo quindi in qualche modo obbligati, anche proprio come dicevo prima, per darvi un buon servizio, di reingegnerizzare e di migliorarci. Quindi è partito un processo di nascita di un nuovo portale che lo abbiamo chiamato Portale Servizi LND, proprio perché intendiamo mettere su questa piattaforma tutti i servizi ed aiutare tutti addetti ai lavori e società sportive a lavorare meglio tutti quanti su una stessa piattaforma. Quindi porteremo man mano tutte le funzionalità che sono presenti sull'attuale portale sul nuovo portale servizi. Lo vogliamo fare in maniera graduale proprio per consentire a tutti di arrivare ad utilizzare un nuovo strumento non in maniera troppo invasiva,
siamo dell'idea che nel lavoro, se mi cambiano tutto improvvisamente, vado un po' in difficoltà, e noi questo non vogliamo farlo. Noi vogliamo aiutare tutti a lavorare, e quindi questo lo facciamo gradualmente. Quindi siamo partiti col nuovo portale servizi, ci stiamo integrando man mano le nuove funzionalità, ci andremo a migrare le funzionalità già esistenti, quindi nelle prossime stagioni ci porteremo anche le liste di presentazione, le iscrizioni, i tesseramenti, e oltre a questo ovviamente ringegnerizzando queste piattaforme, stiamo lavorando anche per fornire dei servizi nuovi, e uno di questi è quello per cui accennava prima il presidente Ruzza, è quello della variazione gare, che ovviamente trovate sul nuovo portale servizi. Quest'app consentirà a voi di poter effettuare variazioni, quindi accordarvi tra di voi sulla piattaforma, tra voi società, per poi far sì che questa variazione atterri sempre sulla stessa piattaforma, quindi tutti useremo lo stesso strumento, e poter fare in modo che il comitato regionale la possa visionare e approvare, quindi ufficializzare la nuova calendarizzazione della gara. Lo facciamo tutto in maniera molto semplice, quindi vedrete veramente sono 2 passaggi molto semplici. La cosa importante da dire è anche che il portale servizi oggi è anche un'app per smartphone. Tra l'altro il portale servizi è già disponibile, lo potete raggiungere dal portale iscrizioni, c'è una voce, chi non l'ha fatto lo può fare, c'è una voce portale servizi, ed accedete con le stesse credenziali alla nuova piattaforma, dove trovate già delle funzionalità, tra cui l'app gare che adesso vi andrò a mostrare. Ma lo potete fare anche dal vostro smartphone, sia Android che iPhone, o tablet o iPad che sia. Sullo store potete scrivere portale servizi LND, trovate l'app con l'icona del logo della Lega Nazionale Dilettanti, vi scaricate l'app, entrate all'interno dell'app, quindi del portale, con le stesse credenziali con cui entrate dal PC sul portale iscrizioni tesseramenti, quindi le autenticazioni non sono cambiate, sono autenticazioni sicure, e quindi potrete utilizzare le stesse funzioni che vedete sul PC anche sull'app. Ovviamente mi riferisco sempre a tutto ciò che riguarda il nuovo portale servizi. Quindi l'app variazione gare che poi andremo a vedere la potrete utilizzare esattamente nelle stesse modalità in cui che vi mostrerò ora, anche da smartphone. Vado a condividere il mio schermo. Allora, oggi utilizzeremo un ambiente di test che è messo a disposizione per il comitato regionale, quindi i dati che vedrete sono dati di test che possono richiamare in qualche modo qualche nome di società sportiva veneta, e qualche gara del Veneto, però ovviamente insomma, sono dati comunque presi di test, quindi per chi trovasse un proprio nome non vi preoccupate, sono dati unicamente dimostrativi. Ovviamente tutte le operazioni che andremo a farvi vedere sono operazioni reali che poi trovate nel vero ambiente di produzione dell'app portale servizi. Entrando nella vostra area riservata, non so per chi già ha avuto modo di navigare, tra virgolette, giocare nel nuovo ambiente, il nuovo ambiente ovviamente rispetto al vecchio ha un approccio grafico completamente diverso. Ci siamo un po' allineati a quelle che sono le piattaforme un po' che troviamo navigando per il web. Quindi non abbiamo più il menu in alto, ma abbiamo un menu a sinistra che può andare a scomparsa, e una serie di informazioni centrali. Ora io mi impersono come società, così vi faccio un po'
vedere. Ecco, la società sportiva, quando entra sul portale servizi, trova una pagina simile a questa. A sinistra i menu, che andranno ad essere ampliati man mano che andremo a migrare, come dicevo prima, le nuove funzionalità. Ci saranno le funzionalità già esistenti. Ovviamente non vi preoccupate, perché ogni volta che la Lega Nazionale Dilettanti rilascerà un'applicazione o migrerà una funzionalità dall'attuale portale al nuovo portale, sarete adeguatamente informati attraverso tutti i canali di comunicazione che sono già previsti per le altre comunicazioni. Il menu a sinistra, dicevo, un menu a scomparsa, che quindi vi consente di ampliare di più la pagina. In fondo a sinistra il link per entrare sul portale Anagrafe FIGC, ed abbiamo ovviamente pensato a una pagina che potesse darvi delle informative importanti ed immediate, sia dal punto di vista della vostra gestione di gare e tesseramenti, e qui avete una parte dedicata appunto proprio alle pratiche approvate, alle prossime gare, alle opzioni di tesseramento, eccetera. Una parte a destra invece che riguarda le comunicazioni, che sono sempre molto importanti, e ovviamente utilizzando le nuove tecnologie abbiamo la possibilità anche di notificare informazioni molto importanti e delicate con degli spazi appositi che vi consentono di capire immediatamente, ma come avviene in tutti i portali, no? Se entro sul portale della banca e la banca deve pianificare una manutenzione dei propri sistemi, come ecco nel nostro caso che faremo tra il 5 e il 6 dicembre, ovviamente vi trovate il pop-up di avviso immediatamente entrate nella pagina, e questo ora lo faremo anche noi perché è importante che siate immediatamente informati su tutte le attività della Lega Nazionale Dilettanti. La pagina vi ricorda che il portale servizi è disponibile per il Play Store di Android e per l'App Store di Apple, e poi diamo importanza ovviamente anche a quelli che sono gli attuali main sponsor della Lega Nazionale Dilettanti. Importanza anche alla società sportiva, come vedete il logo della società, qualora fosse caricato, è riportato qui quasi al centro pagina e in alto a sinistra, e quindi dicevo a sinistra poi tutti i menu. Partiamo con programmazione gare. Sul portale, entrate in quello poi effettivo vostro, troverete questo menu programmazione gare, dove aprendolo trovate queste tre opzioni: lista gare, richieste ricevute e caricamento referti. Ora ne vediamo uno per volta. Allora, partiamo innanzitutto da questa logica. L'app consente alla società di casa, quindi alla società che ospita, di effettuare una proposta di variazione alla società ospite. La società ospite riceve la proposta di variazione e la può accettare o rifiutare. Tutto questo genera una serie di notifiche e di comunicazioni che le due società possono gestirsi, poi vedremo, sia sul portale che anche attraverso anche attraverso delle notifiche push-up sul cellulare. Una volta che si sono accordate, quella richiesta di variazione, quindi per cui le due società sono d'accordo, atterra sulle dashboard del comitato regionale, che andrà a fare poi le opportune verifiche e valutazioni per poterla ufficializzare definitivamente. Quindi ci stacchiamo completamente da un approccio culturale legato al caricamento di un modulo o di una comunicazione via email, e lavoriamo tutti sulla stessa piattaforma. Quindi le società sportive lavorano su questa piattaforma e fanno questo tipo di richiesta su questa pagina. La stessa cosa fa il comitato, che legge ciò che hanno richiesto le società sulla stessa pagina,
e anche noi dei sistemi informativi della sede centrale possiamo e abbiamo la possibilità di vedere le stesse informazioni, e questo ci consente, nel momento in cui doveste avere o dovesse presentarsi una problematica, di poter accedere esattamente sulle stesse modalità che vede la società e che vede il comitato e dare un'assistenza più immediata. Quindi, ripeto, è la società di casa che fa la richiesta verso la società ospite. Andiamo a vedere molto semplicemente come funziona. Io società entro in lista gare ed ho le mie gare in calendario. Vedrete su questa griglia tutte le gare che sono state calendarizzate ed ufficializzate. Quindi lo ricordiamo, come avviene anche oggi, a un certo punto il comitato ufficializzerà quel calendario, lo pubblicherà sul comunicato e contemporaneamente voi lo vedrete su questa griglia. Nella griglia vedete le vostre partite, la data in cui si effettua la gara, l'orario, il campionato, tra parentesi quadra c'è la sigla, che è la sigla di riconoscimento del campionato della Lega Nazionale Dilettanti, il girone, la giornata, andata o ritorno, lo stadio comunale e l'eventuale omologazione di illuminazione. Non fate caso alle informazioni, l'ho detto prima, siamo in un ambiente di test e noi dei sistemi informativi ovviamente lo utilizziamo insieme anche al comitato per fare tante prove. E poi il tipo di attività al quale si rivolge quella gara di campionato. Avete la possibilità di filtrare, e adesso vediamo come, e di fare anche delle ricerche. Nel momento in cui entrate sulla griglia della lista gare, il sistema è impostato per proporvi tutte le gare dalla giornata odierna in poi. I filtri che poi voi andrete a impostare ve li trovate qui in alto, su questa griglia qui. Vedete, io l'ho tolto e lui mi presenta le partite da inizio stagione. Però andiamo a vedere. Qui in alto a destra avete il tastino filtro e potete filtrare la griglia per tutte le informazioni che ritenete utile. Quindi volete cercare solo un determinato vostro campionato, volete cercare della vostra società solo le gare della squadra principale, oppure se avete seconde squadre. Potete selezionare l'attività, quindi vedere solo le gare in calendario per la vostra attività dilettanti piuttosto che settore giovanile. Potete vedere lo stato di variazione, poi adesso andremo a parlare dello stato, e potrete decidere di vedere le gare solo di un determinato range. Io per esempio voglio vedere le gare da oggi fino al 31 dicembre, quindi i filtri possono essere applicati uno accanto all'altro e i filtri che applico io me li trovo qui in alto. Quindi io in questo momento ho fatto un filtro per le gare della società Iulia Sagittaria, per le gare del campionato di eccellenza, per le gare che si svolgeranno dal 22 novembre al 31 dicembre. Il filtro lo posso modificare andando qui, oppure se intendo togliere un elemento del filtro, basta che lo cancello cliccando sulla X qui sopra in alto a sinistra, e lui mi si ripresenterà con tutta la griglia legata al rispetto del filtro che è rimasto attivo. Posso fare una ricerca, quindi posso andare a cercare nella mia griglia attualmente presente qualche informazione di dettaglio, e lui mi farà un ulteriore filtro e mi farà vedere ovviamente nella griglia che ho visualizzato, quindi rispetto ai filtri che ho impostato, la parola presente in quella griglia. La tolgo
e ritorno sulla mia griglia. Adesso, prima di vedere come funziona una variazione, vediamo un pochettino lo stato di una variazione. Come abbiamo lavorato? Qual è stata la logica con la quale abbiamo lavorato? Faccio un'ulteriore premessa importante. Stiamo lavorando, come ho detto prima, perché tutti utilizziamo la stessa piattaforma e le stesse modalità operative, quindi voi società, comitato regionale, noi tecnici, e questo lo stiamo facendo a livello nazionale. Quindi quello che vorremmo, che stiamo cercando di fare, ed è molto importante per migliorare anche i processi e la sicurezza, è quella di far sì che una società del Veneto, una società del Piemonte, una società della Sicilia e del Lazio possano utilizzare tutte le stesse modalità operative, ovviamente fermo restando che poi ci sono dei parametri diversi per ogni attività. Però l'obiettivo sarà che la società Sagittario farà una variazione gara nella stessa modalità della società Trastevere Calcio del Lazio e della società Palermo della Sicilia. Quindi vediamo un attimino, prima di andare a vedere come funziona una richiesta, che impostazioni abbiamo dato alla griglia. Allora, le gare come escono così calendarizzate e ufficializzate assumono uno stato che è identificato da un pallino bianco. I dati sono parlanti, quindi è sufficiente spostarci il mouse per avere l'informazione, e ci dice che non c'è nessuna variazione, quindi la gara Giulia Sagittaria Jesolo del 22-11-17 Pulcini secondo anno non ha subito variazione. I dati che ci sono di gioco, data, orario e campo, che sono i 3 dati che potrete variare, non hanno subito variazioni. Questa quindi è la gara effettivamente presente in calendario. Quando voi come società fate una richiesta di variazione, fate la richiesta di variazione e nel momento in cui avete fatto la richiesta, la gara assume uno stato di richiesta variazione. Il pallino dello stato diventa giallo. Nel momento in cui l'altra società riceve la richiesta e potrà approvarla o rifiutarla, ovviamente voi vi ritroverete come società che ha fatto la richiesta un diverso stato. Quindi se la società ospite ha accettato la richiesta, il pallino di quella gara arriverà a verde e la richiesta è stata accettata. Se la società rifiuta la richiesta, il pallino diventerà rosso, richiesta rifiutata. Successivamente a questo ci sono le attività poi di sistema automatiche e le attività di ufficializzazione da parte del comitato. Come sapete, ma perché questo avviene già adesso con le modalità, diciamo, manuali con cui fate le richieste, quindi attraverso email, che potete fare le richieste entro un tot di giorni, oltre i quali poi non potete farle, sia perché ci sono i tempi necessari al comitato regionale per lavorare le variazioni e poi poterle pubblicare sul comunicato ufficiale, appunto, del mercoledì, come diceva prima il Presidente, o ancora andando più avanti a ridosso della gara, anche per delle impostazioni dell'AIA, per cui devono ricevere le variazioni gare entro un determinato tempo per poter effettuare le designazioni arbitrali. Una volta quindi che sono superati determinati tempi e quella gara per cui voi avete fatto la variazione non è più lavorabile, la troverete in uno stato blu definitiva. Questo è uno stato che vi rappresenta che la variazione che avete fatto e che l'altra società ha accettato è stata resa definitiva, quindi è bloccata ed è pronta da parte del comitato regionale per poterla approvare o non approvare. La lavorazione definitiva della gara assumerà poi uno stato di nero ufficializzata. Quando troverete una gara in questo stato,
significa che la vostra variazione è stata approvata dal comitato regionale e la gara è stata ufficializzata, quindi si giocherà effettivamente il 14-12 alle 14:30 sul campo centro sportivo Zigliotti, nel caso di questa riga che ho preso ad esempio. Questi stati ovviamente vi consentono di poter fare determinati filtri e lavorare su questa dashboard per poter verificare lo stato di avanzamento delle vostre variazioni. Quindi io, oltre a fare dei filtri su tante informazioni, posso decidere di vedere solo le mie richieste di variazione, quindi le richieste che ho fatto per cui non ho avuto ancora nessun esito di risposta dall'altra società. E quindi ho quelle col pallino giallo, che ricordo sono richieste di variazioni, cioè le richieste che io ho fatto e sono lì in attesa da parte della società ospite. Posso vedere le richieste accettate, quindi entro sulla mia dashboard, ripeto, questo lo potete fare anche dal telefonino, applicando, fammi vedere le società alle quali ho fatto le richieste di variazione, se l'hanno accettata. E qui mi trovo le richieste che mi sono state accettate. E la stessa cosa posso fare andando avanti. Posso vedere delle varie richieste che ho fatto, quelle che il comitato ha accettato e ha ufficializzato. E qui quindi ho la certezza che quella gara si giocherà in quell'orario, in quel giorno, in quel campo. Ovviamente ricordiamo che tutte le informazioni poi di carattere ufficiali passeranno sempre dal comunicato ufficiale. Quindi a voi l'app sicuramente vi dà un'informativa importante perché ve la potete leggere anche dal telefonino, resta fermo che le variazioni verranno poi anche pubblicate sul comunicato ufficiale. E quindi io in questo modo posso impostarmi i miei filtri e fare le mie attività. Quindi questa è una griglia molto semplice che posso lavorare in qualsiasi modalità. Quello che consiglio e che invito è proprio di utilizzarla, cioè entrare durante l'arco della giornata, ripeto, il fatto che si possa raggiungere anche da un tablet o da un telefonino mi consente di fare una ricerca anche velocemente in qualsiasi posto mi trovo. Ora poi andiamo a vedere invece la composizione delle altre informazioni e lo vediamo facendo effettivamente una variazione. Nel momento in cui ho la griglia e devo fare una variazione, scelgo la mia gara, ci clicco sopra in qualsiasi punto della riga, quindi per esempio scelgo questa Giulia Cavarzano, forse questa non me la fa variare perché già sono trascorsi troppi giorni, vediamo un po', aspettate un attimo. Allora, vediamo un po'. Persone come un'altra società. Persona società. Prendo un'altra società ad esempio, apro la mia lista gare e supponiamo di prendere una gara un po' più avanti, di prendere questa gara allievi under 17 provinciali, quindi United Borgoricco, Uniondese. La gara non ha subito variazioni, quindi non c'è nessuna variazione, quindi i dati che vedo qui sono quelli del calendario. Ci clicco sopra. E qui mi si apre una finestra dove io vedo tutta la griglia relativa alla variazione della gara. Allora, in alto a sinistra ho un codice che è il codice identificativo nazionale dell'ID della gara. La Lega Nazionale Dilettanti, ve lo dico per vostra informazione, ovviamente codifica tutte le gare ufficiali calendarizzate a livello nazionale dandogli un numero univoco
storico nell'ambito di N stagioni, quindi ve lo dico solo perché vedete quel numero, così sapete di che cosa si tratta. Molto spesso quel numero, per esempio tra di noi e il comitato regionale, è un numero che ci consente di identificare rapidamente la gara e andare a vedere eventuali problematiche. Quindi quando all'inizio vi dicevo lavoriamo sulla stessa piattaforma e questo ci consente anche a noi di aiutarvi in maniera più veloce, questo è anche una delle informazioni che mettiamo, magari che possono sembrare un po' più tecniche, ma poi che servono effettivamente per raggiungere prima, in maniera un po' più immediata, un eventuale problema. Vi presentiamo le due gare che si incontrano, quindi la United di casa e la Union Des fuori casa. Cliccando sulla I si possono vedere i dati di contatto delle due società. Ora sono tutti numeri ovviamente ed email fittizie. Qui ho la gara di campionato, quindi allievi under 17 provinciali Padova, girone B, 11ª di andata, l'indirizzo del campo e poi in questa griglia inizia tutta la parte di variazione. Quindi i dati originali sono questi, si gioca sul campo nuovo Campo Pietra il 1° dicembre alle ore 10. E qui ho i 3 campi che posso variare e qui parte la mia attività di variazione. Quindi posso scegliere un nuovo campo, clicco sulla lente di ingrandimento e posso andare a cercare il campo per qualsiasi cosa, per nominativo del comune, della provincia, per il nome. Adesso io ne prendo uno a caso, ovviamente. Magari non c'entra neanche niente col comune, però è solo per farvi un esempio. Quindi cambio il campo e quindi lui mi fa vedere il campo originale sotto il campo che ho variato. La data la posso variare scrivendo direttamente qua, oppure cliccando sul calendario. La voglio anticipare al 30 o posticipare al 1, al 2 e cambio la data. La stessa cosa per l'orario. Posso mettere 11 in questo modo, oppure posso aprire l'orologetto e andare avanti di ora in ora per le ore e di 30 minuti per i minuti. Se volessi però giocare a un orario 11 e 20 lo posso fare e posso inserirlo direttamente, quindi è completamente aperto. Nel momento in cui ho fatto questo, sotto poi ho la possibilità, e rispondo a chi magari si chiede se la richiesta viene dalla società ospite, in cui io posso indicare che la variazione richiesta è dalla squadra ospite. Quindi questo per dire che operativamente lo fa sempre la squadra di casa, ma ovviamente posso indicare che la richiesta viene dalla squadra ospite e poi ho un campo di 200 caratteri per scrivere qualsiasi tipo di motivazione. Il campo è obbligatorio, insomma, consiglio di non metterci la classica X e puntino, ma di motivare, perché questo serve anche, magari serve sia come comunicazione all'altra società. Io poi posso immaginare che i due dirigenti delle due società si siano magari fatti una breve telefonata o si siano anche chattati e quindi si siano già accordati. Però ovviamente è anche una buona cosa metterci una motivazione anche veloce che poi arriva sulla dashboard del comitato regionale, che magari è più facilitato a capire le motivazioni di quella variazione. Oggi sicuramente lo fate via email chiedendo la variazione e magari mettendo un testo in cui spiegate i motivi della richiesta della variazione. Ecco, lo fate qui. Lo fate qui, lo vede l'altra società, lo vede il comitato regionale, lo potete riprendere voi in maniera molto facile perché è legato a quella gara. Ecco, questa è una cosa che ci tengo a precisare. Ormai, insomma, da diversi decenni utilizziamo tantissime mail in maniera anche a volte un po' inappropriata e molto spesso ci capita pure per questioni private di
non riuscire facilmente a trovare quella specifica email, magari legata a quello specifico argomento. Ecco, per quanto riguarda variazioni gare, ci stiamo staccando da quella modalità operativa. Perché se io metto una motivazione, metto un'informativa su questa gara, sarà sempre legata a questa gara, e quindi posso riprenderla in qualsiasi momento. Non solo, a gennaio, tra gennaio e febbraio, quindi con l'anno nuovo, uscirà un upgrade, quindi un aggiornamento di questa app, per cui sotto le motivazioni troverete anche la possibilità di poter mettere 3 allegati, che possono essere, posso immaginare, la disponibilità del campo di gioco, sul nuovo campo dove intendete andare a giocare, se la variazione prevede anche la variazione del campo, l'indisponibilità del campo dove non potete giocare, eventualmente avete anche questo, e un terzo cassetto documentale dove potete allegare un eventuale altro documento. Quindi in aggiunta alla motivazione sotto troverete anche questi 3 cassetti documentali, quindi completiamo la richiesta di variazione attraverso anche il caricamento di documenti. Per quanto riguarda la gestione documentali, quindi il caricamento di documenti dall'app smartphone, ovviamente ci sarà l'iconcina della foto e potrete fotografare l'indisponibilità del campo e poi allegarla direttamente, quindi avete anche questa modalità. Quindi una volta che ho fatto la variazione, e io poi magari ci metto la motivazione, non è obbligatoria, ma ripeto, consigliamo vivamente di farlo per aiutare tutti nel capire perché si sta facendo quella richiesta di variazione. Adesso io metto una descrizione a caso, un po' legato dal tema del momento. E una volta che ho fatto la variazione, faccio salva. Nel momento in cui faccio salva, la mia griglia si modifica. Lo stato non è più bianco, ma è giallo, richiesta di variazione. Io, Società United Borgo Ricco, ho fatto una richiesta di variazione all'Union Dese. Che cosa ho variato? Potevo variare 1, 2 o 3 delle informazioni variabili, data, ora e campo, li ho variati tutti e 3 e me lo dice l'informativa, perché l'informativa, la I accanto ad ognuno dei 3 valori, mi ricorda qual era il dato originale. Cliccandoci sopra mi dice che si giocava originalmente al 1° dicembre e invece gli ho chiesto di giocare al 30 novembre. Si giocava alle 10, ho chiesto di giocare alle 11:15, si giocava al nuovo campo Campetra, si gioca al campo comunale. Le posso tenere tutte e 3 aperte, le posso chiudere. In più il sistema potrebbe dare un alert che non è bloccante, è un'informativa sia per voi sia per l'altra società e soprattutto per il comitato regionale. Quando in una variazione di gara apparirà questo triangolino giallo, c'è un alert, in questo caso impianto non omologato per la categoria della gara, ma insomma siamo in ambiente di testa, sono tutti campi, sono tutti impianti non gestiti correttamente a livello anagrafico. Potrebbe trovarsi anche un alert che ricorda che è stato scelto un orario, un giorno e un campo dove cade contestualmente anche un'altra partita. Quindi magari se c'era una partita su quel campo alle 15, quindi che finisce alle 17, avete messo una partita alle 16:30, ovviamente va in sovrapposizione e il sistema lo segnala. È una segnalazione di alert, non è bloccante, voi potete andare avanti, poi sarà cura del comitato regionale attraverso questo alert stabilire che cosa c'è di alert, se è da passabile o meno. Ma questo insomma
vi dà una ulteriore informativa. Considerate che se vi dovesse capitare l'alert in cui vi dice che c'è una sovrapposizione, le gare sono tutte tarate, i campi sono tutti tarati per un utilizzo di 120 minuti, quindi di 2 ore, sia per il calcio a 11 che per il calcio a 5. Quindi abbiamo impostato un tempo nazionale, anche il calcio a 5, insomma, considerando il tempo effettivo di gioco, poi alla fine non ci discostiamo molto dai 45 minuti del calcio a 11, potremmo stare sui 40, e quindi comunque il tempo è quello. Quindi diamo comunque 2 minuti e diamo comunque 2 ore. Quindi se una gara si gioca alle 16 e ne metti un'altra alle 18 te la prende, ma se ne metti un'altra alle 18 e alle 17:30 ti darà un alert. Ripeto, è solo un alert. A questo punto io società ho fatto il mio lavoro. La gara è pronta per essere lavorata dalla società unondese che ha ricevuto questa variazione. E qui ora parliamo un attimino di come vengono notificate le gare. Allora, nel momento in cui avviene un'operazione di variazione o di accettazione o di rifiuto, partono delle notifiche di 2 tipi. Notifica via email, quindi all'indirizzo email della società che avete indicato nell'anagrafica, quindi rientro per esempio in questa gara. Ora qui ovviamente non ci sono degli indirizzi fittizi, ma qui ci sarà scritto un mario.rossi@lnd.it. Nel momento in cui faccio una variazione, la variazione manderà una notifica a questo indirizzo email, sia della società di casa che della società ospite. Partirà infine anche una notifica al dirigente che si è loggato e che ha fatto la variazione. Ognuno di voi ovviamente accede al portale attraverso le proprie credenziali, quindi è riconosciuto dai sistemi di identificazione come con quell'account. Quell'account che di solito è un account quindi con un indirizzo di posta elettronica, partirà un messaggio di posta elettronica anche a quel dirigente. E infine, adesso poi dopo vediamo un po' in dettaglio, ma intanto ve lo anticipo, infine partirà anche un'eventuale notifica push. Avendo sviluppato il portale servizi anche come app mobile, come sappiamo, l'app mobile mi consente, una volta che ho scaricato l'app, di riconoscere e di far sì di impostare e configurare quell'app in maniera tale che mi possa generare delle notifiche push, quelle che mi appaiono sopra il telefonino. Quindi io posso scaricare WhatsApp e mi voglio fare apparire la notifica push. Mi installo le mail, me la faccio apparire, ma magari mi installo l'app. Ma un'altra app invece non mi voglio fare apparire la notifica push. Quindi una volta che ho installato il portale servizi LND come app, posso andare nelle impostazioni del mio smartphone e definire che quella notifica push, che quell'app è abilitata alla notifica push. Nel momento in cui è abilitata la notifica push, se sono dirigente autorizzato a fare variazioni gare, nel momento in cui ricevo una variazione, mi apparirà una notifica push e io dal telefonino, aprendo sopra la notifica, ci clicco sopra e entro direttamente sulla gara da accettare o rifiutare. Vediamo che cosa accade quindi alla società che ha ricevuto la variazione. Ora io mi impersono come se fossi la Union Dese, l'altra società. Dicevamo che la variazione ha scatenato una serie di notifiche. Ha mandato le mail a entrambe le società, al dirigente, ma non solo. Il sistema, nel momento in cui entro come società, mi allerta e mi dice che ci sono delle novità su programmazione gare e me le fa vedere sia qui nella pagina principale, in cui c'è una sezione proprio dedicata alle richieste e mi dice 1,
e addirittura qui nel menu, anche se sono con un menu nascosto, mi mette uno in programmazione gare e mi dice che ci sono delle richieste ricevute. Io quindi o clicco qui a sinistra o clicco qui, entro su quelle che sono le mie richieste, cioè le richieste che mi sono pervenute, che le altre società hanno fatto a me. Ne posso avere una, ne posso avere due, ne posso avere 10, le lavoro in questo modo. Ho la griglia, posso fare due operazioni ovviamente, accettare o rifiutare la richiesta, e lo posso fare in due modalità diverse. Posso accettarla o rifiutarla direttamente dalla griglia, oppure posso entrare nella gara e fare una variazione di proposta diversa. Ovviamente il sistema mi ricorda che si giocava il primo 12, quindi io anch'io come società che ho ricevuto la variazione vedo tutte le informazioni di variazione. Quindi entrando nella gara ho la stessa griglia, ho tutto, il sistema ha generato un movimento storico che è quello della variazione, in cui mi dice che c'è una richiesta di variazione da parte della United Borgo Ricco Campietra, tra parentesi ci sarà il nome del dirigente, e sotto mi dà tutte le informazioni e mi dice cioè il mercato analizio non si può giocare. Io a questo punto posso fare anche da qui delle operazioni di rifiuto o accettazione e lo posso motivare. Quindi, fermo restando, come dicevo prima, che magari vi siete sentiti e vi siete già accordati definitivamente, quindi la prima richiesta è quella valida e l'accettate senza dover fare un'ulteriore informativa, l'app dà la possibilità di poter fare un'ulteriore richiesta. Quindi io società non sono d'accordo su questa richiesta, posso rifiutare rispondendo e posso fare una richiesta di variazione e rifiutarla. A quel punto alla società arriva una richiesta, all'altra società, quindi a quella che ha fatto la variazione alla società di casa, gli arriva una richiesta in cui vede che c'è una non accettazione, quindi il pallino diventa rosso, ma con una proposta di modificare l'orario. Oppure, se sono d'accordo, metto un commento, non metto nulla, e accetto. A questo punto a me come società ospite che ho ricevuto la variazione e mi è scomparsa dalla griglia, quindi non è più una richiesta da lavorare. Anche qui vi preannuncio che a gennaio ci sarà la possibilità di andare a rivedere lo storico delle richieste che io ho accettato o rifiutato, così posso ovviamente avere un po' contezza di quello che ho accettato o rifiutato, quindi delle variazioni che mi sono state proposte e ho collaborato. E a questo punto posso, tornando un attimino nell'altra società, vi faccio vedere che cosa avviene dall'altra parte. Andando in lista gare e cercando la Union Dese, oppure cercando quelle che mi sono state accettate, per esempio, vedrò che la Union Dese ha accettato la mia richiesta. Il pallino è passato in verde. Se entro dentro, posso scorrere tutta la storia della variazione. Quindi io come società United Borgo Ricco Campetra ho fatto la variazione come dirigente Novi Grazzi, chiedendo di variare perché
non potevo per una ragione che ho indicato in motivazione. La società Union Dese, ovviamente ora il dirigente indicato tra parentesi sono sempre io perché sono loggato all'interno del sistema con le mie credenziali, in cui ho accettato, va benissimo, ci vediamo domenica, e la variazione è stata preparata. A questo punto la variazione abbiamo detto che assume uno stato di richiesta accettata. Ricordo che fin tanto che ci sono delle tempistiche previste per cui io posso procedere a fare variazioni, quindi oggi sono al 22 novembre, quindi una gara del 30 avrei anche ancora qualche giorno per variarla, potrei ancora fare una variazione, quindi supponiamo che domani mi escono esigenze nuove, quindi chiamo magari il dirigente o la società e gli dico, senti, ma alle 11:15, aspetta, guarda che mi sono sbagliato, ci siamo sbagliati, forse è da farla alle 11:30 la partita, metto 11:30, ora modificata, scusate, salvo. Ovviamente la mia gara non è più con un filtro accettato perché è ritornata in uno stato di richiesta. Se infatti faccio il filtro richieste e variazioni, eccola qui, è ritornata con, quindi ho tolto il pallino verde perché non è più una richiesta accettata, in quanto io, società di casa, ho fatto un'ulteriore richiesta. A questo punto la Union Dese avrà ricevuto una seconda notifica, eccola qua. A questo punto non devo fare altro, accetto. Adesso io faccio un po' il ping pong tra una società e l'altra perché mi rappresento come se foste voi ogni volta che entro con un codice, con una matricola di società, però insomma questo ovviamente non. Vado qui, vado nella mia richiesta gare, mi faccio il filtro delle richieste accettate e avrò nuovamente la richiesta di variazione tra United e Union accettata. Se entro, vedete che il dato è variato, la gara si giocherà al campo comunale il 30/11 alle 11:30 e ci sarà uno storico di quello che è avvenuto su questa variazione che vi consentirà in qualsiasi momento di capire perché si gioca su quel campo, quel giorno, a quell'ora. E soprattutto consentirà a comitato regionale e alle elezioni provinciali di poter essere informati sulla vostra attività e poter essere più celeri nell'organizzare l'attività agonistica in funzione della variazione che avete richiesto. Quindi questo tipo di attività, questo tipo di gestione aiuta tantissimo sia a livello gestionale ma anche a livello informativo i nostri colleghi delle delegazioni e del comitato per poter garantire un'organizzazione agonistica nei tempi e senza intoppi. A quel punto non devo fare nulla, chiudo e ho visto la mia variazione. Sarò in attesa in cui il comitato regionale andrà a visionare la sua dashboard, dove anche lui vedrà le gare esattamente come le vedete voi, quindi questo lo ribadisco, lo vedrà esattamente come lo vedete voi e potrà farsi dei filtri, vedere tutte le richieste che avete fatto, quelle accettate, andare a vedere, quindi a leggere eventuali motivazioni e sarà la stessa cosa come aprire un'email in cui voi avete fatto una richiesta, ma lo farà unicamente in quella gara, per quella gara. Quindi ragioniamo in questo senso, no? Pure per capire il lavoro, come diceva all'inizio il Presidente, che facciamo noi dietro le quinte, tra virgolette. Oggi ricevo tante richieste via email, magari anche giustamente di variazioni gare che voi state facendo, perché magari vi state pianificando l'attività agonistica per dicembre, magari anche per gennaio, no?
e non è escluso che non le possiate fare se ci saranno delle impostazioni che consentiranno di poter fare variazioni anche anche per un mese e mezzo, 2 mesi successivi. Però il comitato regionale magari la sua attività, magari da lunedì, la focalizza unicamente per le gare da organizzare e da pianificare per la settimana successiva. Quindi a questa griglia si fa dei filtri, si imposta l'attività e può lavorare immediatamente a ciò che è più importante, appunto nell'immediato, scusate il gioco di parole, per poi magari focalizzare la sua attività con altri filtri e altre ricerche per le gare delle settimane successive. Ecco, quindi questo tipo di lavoro consente anche l'impostazione di un tipo di lavoro più snello e più facile. Dicevo all'inizio che la variazione di una gara, quindi le variazioni, generano delle notifiche via email alle società, al dirigente e poi abbiamo parlato della notifica push sullo smartphone. Ognuno di voi sul portale servizi ha la gestione utenti, che poi non è altro che la gestione utenti che avete anche sul portale iscrizioni, dove potete creare una nuova utenza della vostra società, dargli magari solo la visibilità sulle liste di presentazione perché è un tecnico e non ovviamente sui menu di tesseramento e di iscrizione. Lo stesso menu è stato riportato anche sul portale servizi, quindi le stesse funzionalità che fate sul portale iscrizioni lo potete fare anche sul portale servizi. Cliccando sulla gestione utenti, adesso non so se qui ci sono utenti, non credo. Noi cerchiamo una società con un po' di utenti. Gestione utenti. Io qui ho tutta la lista dei miei utenti di società, dove ho l'utente quello amministratore, quindi il club admin, e l'utente quello invece di base user. Ovviamente per le società più strutturate ci saranno più utenti, poi ci sono quelle società che hanno un solo utente, ma chiariamo ovviamente questo è legato alla struttura di ogni società. Io all'interno di questa maschera, di questa finestra, come potevo fare anche sul portale iscrizioni, qui ovviamente è una modalità un po' più user friendly, posso aggiungere un utente o dare autorizzazioni a un utente. Entrando su un utente e gestire i suoi permessi e autorizzazioni, posso autorizzarlo a tutte le funzionalità sia del portale servizi che del portale iscrizioni. Portale società inteso quello attuale, quello con cui facciamo iscrizioni e tesseramenti, e il portale servizi è invece inteso quello nuovo, dove ovviamente avrò solo le nuove funzionalità presenti. E poi ho i flag di abilitazione. Quindi, se io volessi autorizzare l'utente dirigente Mario Rossi che si è scaricato l'app portale servizi e vuole ricevere le notifiche, lo posso abilitare alle notifiche di programmazione gare. Nel momento in cui gli ho dato questa abilitazione su questa funzionalità, dirò al dirigente: guarda, sei abilitato, ti puoi scaricare l'app e puoi abilitare l'app sulle tue impostazioni dello smartphone affinché tu possa ricevere le notifiche push. Le modalità con cui potete gestire i permessi sul portale servizi è sicuramente un po' più friendly rispetto al portale società, perché è la stessa modalità che usate sullo smartphone, quindi bottoni di abilitazione e disabilitazione. Quindi abilitando l'utente alla gestione delle notifiche per l'app gare, automaticamente quell'utente sarà abilitato e potrà ricevere le notifiche push.
Questo fondamentalmente è il sistema di variazione. Sono dell'idea che forse è stato più lungo raccontarlo che effettivamente utilizzarlo, perché poi nel momento in cui voi entrate sul portale, avete la vostra lista gare, sapete benissimo quali sono le gare o qual è la gara in cui dovete andare a fare una variazione, ci entrate con un attimo, variate i dati, date la conferma e sapete che dall'altra parte la società ha ricevuto le notifiche ed è informata su una richiesta di variazione. Tornando un attimino nell'app Portale Servizi, abbiamo visto all'inizio che oltre a lista gare e richieste ricevute, quindi riparliamo, lista gare sono le gare che io ospito in casa e per la quale posso fare delle variazioni. Le richieste ricevute sono le richieste di variazioni che mi mandano le altre società e questo riguarda la programmazione gare. La programmazione gare sarà poi è regolata, ovviamente quindi la possibilità di fare variazioni, è regolata da una serie di parametri che poi sarà compito del comitato regionale comunicarvi, ma che già vi comunica a inizio stagione per l'attuale procedura operativa manuale che fate di richiesta di variazioni, quindi sapete che potete farle entro determinate tempistiche, in certe modalità, in certi orari, eccetera. Queste impostazioni che il comitato regionale vi fa ad inizio stagione per consentirvi di fare delle variazioni, oggi saranno impostazioni impostate all'interno dell'app. Quindi questa sarà una cosa che aiuta tantissimo l'operatività sia vostra che del comitato, perché se oggi il comitato regionale vi dice che le variazioni delle gare oltre i 60 giorni, adesso facciamo supponiamo una cosa che magari può essere assurda, però ci sono per esempio dei comitati regionali che fanno fare variazioni non oltre i 60 giorni delle gare programmate, quindi ad oggi le posso fare fino al 22 di gennaio. Oggi io però, società sportiva di quel comitato, non sono bloccato, per cui posso comunque scrivere una variazione e dire: caro comitato, ho necessità di modificare la gara del 15 marzo perché è stata spostata dal comune la festa patronale. E del 15 marzo la faccio, magari intaso il comitato regionale che sta facendo invece attività di lavorazione sulle variazioni gare per la programmazione agonistica, magari come diciamo prima, per attività e per gare un po' più immediate. Oggi, attraverso l'app, il comitato vi comunicherà determinati parametri attraverso i comunicati ufficiali, ma l'app sarà impostata affinché voi possiate fare variazioni all'interno di quei parametri che il comitato regionale vi ha comunicato attraverso i comunicati ufficiali. Questo eviterà di intasare l'attività del comitato regionale e far sì che gli pervengano le variazioni per quelle modalità che sono state impostate e condivise. E sarà poi compito vostro, ovviamente, sapere che se una gara di marzo, di aprile oggi non la potete variare, vi terrete un'evidenza per poterle fare al tempo appropriato. Quindi, oltre all'attività di lista gare, di variazioni e di richieste ricevute che fate voi, c'è ovviamente un'attività di back office, quindi dietro le quinte, di impostazione di regole. Nel momento in cui ho impostato certe regole, il sistema mi avviserà con un messaggio ben definito e mi dirà che quella gara, per determinate regole, e mi spiegherà quale, non la posso variare. Nell'app programmazione gare, oltre a questa attività di variazione, rifiuto, accettazione, abbiamo inserito anche una funzionalità
per il caricamento dei referti dell'attività di base e lo trovate nel terzo menu sotto programmazione gare. Caricamento referti. Anche questa è un'attività che abbiamo voluto informatizzare non solo per aiutare tutti ad avere una piattaforma dove poter fare questa gestione, ma anche quella soprattutto di poter creare una gestione documentale. I referti prevedono ovviamente i refertini che compilate per l'attività di base con l'altra società, quindi una serie di indicazioni, e poi questi moduli vengono legati a delle mail inviati alla delegazione o al comitato che li deve visionare, li deve archiviare, e quindi c'è tutta un'operazione anche di archiviazione e di gestione di questi documenti che tendenzialmente poi si ripercuote molto a livello anche cartaceo, no? Quindi con questa modalità abbiamo creato una gestione documentale. Tutti i referti possono essere caricati in questo ambiente, vanno a finire in un ambiente sicuro e protetto dove i documenti sono archiviati in maniera digitale e dove una volta che sono archiviati perché il comitato regionale li ha controllati e validati. Entrando nella gestione del caricamento referti, voi qui vedrete ovviamente solo l'attività di base. Qual è l'attività per il quale vedete e potete caricare i referti? Tutta l'attività che non prevede designazioni arbitrali, tutti quindi quei campionati e quelle gare che non prevedono la designazione arbitrale per cui viene fatta l'attività di compilazione dei referti tra le due società. Avete una gestione documentale, quindi vedete tutte le gare, ovviamente. Mentre nella lista gare avete la possibilità di vedere in maniera impostata automaticamente tutte le gare da oggi in poi, perché la programmazione gare si fa per le gare future, qui come vedete c'è un filtro di base che parte dalla data odierna, ma che vi fa vedere le gare da oggi indietro, perché si presuppone che io possa caricare referti per le gare che si sono svolte. Ho anche qui una gestione dello stato della gara, quindi il rosso identifica che il referto è da caricare. Ho un pulsante per caricare il referto, a breve ce ne saranno due, quindi sarà possibile caricare anche due allegati. Prendo un mio documento qualsiasi, lo carico, nel momento in cui l'ho caricato il sistema mi pone lo stato del caricamento referto in verde, quindi caricato. Mi dà pure la data in cui l'ho caricato il 21 novembre alle 11:20. Se non mi ricordo che cosa ci ho caricato, lo posso scaricare cliccando sul pulsante scarica referto. Non ho possibilità di entrare sulla gara perché non posso fare nulla. Il comitato regionale riceverà in una dashboard, quindi in una griglia simile a questa, quindi anche in questo caso lavoriamo tutti con le stesse modalità operative, vediamo tutte le stesse informazioni, vedrà questa griglia, vedrà i referti caricati, li potrà visionare e vi potrà restituire un ok, quindi potrà dare un ok, validare il referto, a quel punto voi lo vedrete in blu, oppure potrà inserire una nota e dire guardate, vi siete sbagliati, avete caricato un referto medico. Vi ritorna la notifica indietro, il pallino diventerà giallo, riferto in errore, e ci sarà un messaggio che ti dirà che cosa avete caricato, quindi il comitato scriverà avete caricato il referto sbagliato, per cortesia caricatelo nuovamente. Lo caricherete nuovamente, avrete sempre a disposizione l'app di carica referto, il pulsante di carica referto, caricherete il nuovo referto e al comitato regionale tornerà
il nuovo referto caricato. Questa è un'attività che fa la società di casa, che potrà caricare i referti di tutte e due, quindi una volta che avete giocato, il referto lo carica sempre la società che ha giocato in casa. A breve ci saranno 2 pulsanti di caricamento, quindi potrete avere anche 2 fogli singoli e non necessariamente doverli unire e quindi caricarli in maniera singola. E anche questa funzionalità è presente sull'app mobile, dove il caricamento del referto lo potrete fare con il pulsantino della foto, e quindi siete negli spogliatoi, avete in segreteria, avete finito di giocare, state compilando il refertino dell'attività di base, ci sono i 2 fogli A4 pronti da caricare, aprite l'app, prendete la carica, fate la foto sul primo refertino e lo caricate, fate la foto sul secondo refertino, lo caricate, e questo va in automatico al comitato regionale e vi siete già a fine gara tolti il carico il pensiero di dover caricare il referto. E questo è quest'altra nuova funzionalità, quindi vi consiglio ed esorto ad utilizzarla soprattutto dall'app mobile, perché sono delle funzionalità interessanti. Stiamo continuamente in fase di implementazione, quindi come vi ho detto quest'app è stata rilasciata in questi mesi, ora in base al comitato regionale poi alle organizzazioni che vi farà stabilirete quando iniziare con l'utilizzo di questa modalità. Noi siamo già in fase di finale di sviluppo di nuove funzionalità che saranno pronte appunto nei primo mese del 2026, cioè mese di gennaio, che riguarderanno appunto, come dicevo prima, la gestione documentale delle variazioni gare, una gestione documentale più aperta del caricamento referti dell'attività di base, e tante altre novità che poi vi saranno comunicate strada facendo. Ricordo che vi sarà distribuita una guida operativa in PDF, quindi da poter visionare anche offline su tutte le modalità di utilizzo di una variazione, di una notifica, eccetera. Ogni volta che siete su una funzionalità, cliccando sul pulsante Info Programmazioni Gare, si apre una guida operativa in linea dettagliata, che vi spiega, questa pagina è ancora in preparazione perché siamo in ambiente di test, che vi spiega esattamente come comportarvi a livello operativo. Poi ovviamente per qualsiasi necessità e supporto abbiamo tutti i canali istituzionali che vi consentono di poter richiedere il supporto. Quello più importante che ci tengo sempre a ricordare è di utilizzare l'apertura segnalazioni dal portale società, quello classico, che a breve sarà disponibile anche da questo portale, con la possibilità anche di allegare all'interno del testo immagini magari di errori, eccetera. Quindi stiamo migliorando anche la parte con cui potete aprirci segnalazioni e richiederci supporto. Ripeto, consiglio vivamente di usare l'apertura di segnalazioni per lasciare tracciata ogni attività e per consentirci di dare un supporto più immediato. Lavorando sulle piattaforme in questo modo ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti, abbiamo la garanzia che i dati, che sono i vostri dati, ripeto, sono protetti perché sono all'interno di sistemi super controllati, e lasciamo poco spazio al far muovere informazioni o allegati all'interno di email che possono
essere magari sicure, ma possono, e oggi lo sappiamo, a volte anche non essere sicure. Quindi con questa modalità ci garantiamo anche i nostri dati. Io tendenzialmente, Giordano, la formazione l'ho terminata. Ottimo. Lascio a te la parola se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, allora Renato, no, volevo, visto che tanto grazie, è stato molto chiaro. E rileggendo nella chat ci sono alcune domande che si susseguono, quindi magari ti farei subito una domanda per Vai. risponderne a tante altre, dove dicono che la variazione campo continuerà ad essere senza consenso della società ospite. Ok, e infatti questa, grazie di averla segnalata, perché questa è una delle implementazioni che sarà disponibile col nuovo rilascio dell'app Gare, di cui ho parlato appunto un paio di volte in questa sessione formativa. Ci saranno alcune implementazioni, tra cui anche questa della variazione campo. Ok, perfetto. Mentre allora le altre domande comunque daremo risposta nei prossimi giorni e volevo dare solamente alcune informazioni alle società, perché ho visto sempre nelle domande che veniva chiesto quando sarà attivo questo servizio. Allora, il comitato ora valuterà quando incominciare con questo tipo di app per le variazioni gara e ovviamente ne sarà data pronta informazione nei comunicati ufficiali. Questa app gara, variazioni gara, riguarderà l'attività agonistica sia dilettante che di settore giovanile, mentre ovviamente rimane uguale per quanto riguarda l'attività di primi calci, piccoli amici. Comunque tutte le informazioni vi verranno date sempre tramite comunicato o comunicazioni anche via mail e nel primo periodo sicuramente bisognerà utilizzare sia l'app gare che il metodo tradizionale, quindi terremo un periodo di prova e ora il consiglio direttivo e il presidente decideranno quando incominciare con questa nuova applicazione. Tutto qui. Quindi lascio la parola magari al presidente se vuole fare gli ultimi saluti. Eccola, attivato l'audio, grazie. Beh, Sì, Giordano, grazie. Quindi adesso noi decideremo quando entrare. Come si diceva, per un periodo le due modalità saranno in parallelo in modo di acquistare la maggiore autonomia da parte delle società, la maggiore autonomia possibile. Ringrazio Renato. Renato, ci rivedremo presto Assolutamente sì. per altri appuntamenti perché è un modo che ci permette di raggiungere le società in un modo consono e anche senza tanto recare disturbo a loro, senza far fare loro chilometri e quant'altro. Adesso decideremo quando iniziare, ma credo, Giordano, correggimi se sbaglio e confortami, credo che sarà abbastanza immediato, insomma, potremo ipotizzare, che ne so, dal 1° di gennaio, ecco, proprio per dare una deadline che potrebbe essere questa. Io girone di ritorno. sì, sì, da gennaio. Ecco, l'ha già detto Giordano, risponderemo tramite comunicato ufficiale a tutti i quesiti posti. E abbiamo visto anche sulla chat che ha anticipato alcune delle osservazioni proprio Giordano su quelle più ricorrenti, quindi dai, ci siamo. E niente, che vi auguro un buon fine settimana, un buon proseguo e vi chiedo come al solito un po' di pazienza per certe argomentazioni che sono, ve lo anticipo, però non voglio che sono sicuramente le nostre sofferenze, i premi di tesseramento, di formazione e il problema
delle assicurazioni dove difficilmente rispondono alle nostre istanze. Quindi anche su questo stiamo lavorando, non anticipo niente, ma speriamo di risolvere e di portarvi a conoscenza di quello che abbiamo ottenuto. Buon lavoro, grazie di aver partecipato e abbiate pazienza. Grazie a tutti e buon proseguimento di stagione a tutti. Grazie al Presidente, grazie al Comitato, Ciao grazie a tutti. Renato, ciao. Grazie Ciao, ciao. Renato. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie, ciao a tutti.